Nel 1974 la seconda rete di Radio Rai, Radio 2, inizia a trasmettere un programma di grande successo. Si chiama Le interviste impossibili. Impossibili perché gli intervistati sono personalità illustri del passato che non ci sono più. Alle interviste impossibili hanno collaborato uomini del calibro di Umberto Eco, Italo Calvino, Carmelo Bene, Andrea Camilleri e molti altri. Più o meno in contemporanea, a Verona, un giornalista e scrittore, Nino Cenni, ha l'idea di riproporre la stessa cosa per Radio Adige, storica emittente della città. Le interviste, curate da Claudio Capitini, vengono fatte a personaggi della storia veronese. In una di queste, a parlare è una ragazza, rimasta per sempre giovane, da quasi 160 anni. 3 minuti di Verona, un podcast su curiosità, fatti e personaggi di Verona, raccontati appunto in 3 minuti. Il tempo di bere un caffè. Episodio 9. Un'intervista impossibile a Carlotta Schieri. Beh, deve sapere che il mio nome, anzitutto, è Carlotta, ma tutti a casa mi chiamavano Carolina. E non avevo 25 anni, ma 23. L'intervistatore si trova vicino all'Arena di Verona, idealmente, all'ingresso di via Mazzini, dove c'è un palazzo dalle tinte arancioni. Un tempo lì c'era un bar, si chiamava il Caffè Zampi. Su questo palazzo c'è una lapide che comincia così. In questa casa, Carlotta Schieri, 25enne incinta, cadde trucidata dagli austriaci. Un'iscrizione curiosa se ci pensate. Una parola come incinta, così secca e diretta, non si trova spesso su lapidi come queste. Carlotta Schieri, la protagonista, inizia a raccontare. Ricordo bene quel giorno, il 6 ottobre 1866. Tutta Verona si è svegliata con una notizia. Il 3 è stata firmata la pace di Vienna, che ha messo fine alla terza guerra d'indipendenza. Gli italiani hanno finalmente ottenuto il Veneto dagli austriaci. Perciò le loro guarnigioni iniziano piano piano a lasciare la nostra città. Sulle vetrine di Verona, con il nulla osta del tenente maresciallo Jacobs, compaiono simboli di Garibaldi, Vittorio Emanuele e il tricolore. Non è che sti austriaci siano molto contenti, guardi. Fatto sta, racconta sempre Carlotta, che quella sera del 6 ottobre io e mio marito, il mugnaio Giuseppe Rossini, decidiamo di uscire in piazza Bra. La città è in festa, la gente è in piazza, ma c'è qualcosa di strano. Vicino a uno degli ultimi palazzi dell'Istone, Palazzo Tolini, è in corso una rissa. Sembra sia scoppiata quando uno di questi ufficiali austriaci ha colpito con la spada un ragazzo vestito da garibaldino e alcuni veronesi hanno reagito. È il caos! Veronesi e austriaci se le danno di santa ragione a colpi di sciabole, fucili e baionette. E a un certo punto alcuni militari austriaci escono dal palazzo della Gran Guardia e iniziano a dare la caccia a tutti i veronesi, per vendetta. Rumori di spari e urla dappertutto. La voce di Carlotta è come rotta dall'emozione nel ricordare quei momenti. Io e Bepi, per paura, decidiamo di nasconderci nel palazzo dove ora ci troviamo, dove c'è la lapide. Lì infatti c'era il Caffè Zampi. Crediamo di essere al sicuro fino a quando entrano nel bar dei militari. Sono soldati triestini del reggimento Wimpfen che iniziano a buttarsi su di noi con le loro armi, a offenderci, ad accusarci di tradimento. Mio marito si butta davanti a me per proteggermi. Sono incinta di 7 mesi, infatti, ma quei soldati non capiscono più nulla. Uccidono il povero Bepi e a quel punto io mi copro gli occhi. Sento un dolore lancinante alla schiena. Hanno trafitto con una baionetta me e il mio povero bambino. Allora ho capito. Sono morta. Così finisce il racconto brutale ed emozionante della povera Carlotta, che naturalmente non può neanche immaginare che quella sua storia avrebbe fatto ancora male, anni e anni dopo. All'inizio, infatti, non vi ho detto che la lapide in sua memoria, realizzata alla fine della Prima Guerra Mondiale dopo infinite discussioni e polemiche, si conclude con una dicitura: ultimo sfogo di moribonda tirannide. Nel 1938, in occasione del passaggio a Verona di una delegazione nazista, qualcuno sentì il bisogno di oscurare quell'ultima riga con il gesso. È proprio vero che certe volte non si sa se a far più male possa essere una spada o la penna. 3 minuti di Verona è un podcast scritto e raccontato da me, Nicolò Portolan. Le fonti sono indicate nella descrizione video.